Buongiorno, buongiorno amici su Periscope, eccomi qua. Dove sono? Dove sono andato a finire? Sono praticamente a pochi chilometri dal non so se chiamarlo Principato di Monaco. Intanto mi collego con Radio Milano TV, abbiamo 3 minuti al collegamento, intanto che Valeria Rossi canta un brano che si chiama Tre parole. Bene. Eccoci qua, sono passate le festività pasquali, ancora qualche uovo di Pasqua lo vediamo qua in giro nel decoro di questo relais chateau primordiale, nel senso che questo è un vero relais chateau, insomma i relais chateau nacquero in posti ameni come qui, siamo affacciati sulla valle di Seul de la Seul de l'Urgell, il nome proprio della località, perché qui siamo in Spagna, quindi dobbiamo fare un po' i pistoleri, quindi i cowboy. Bene, buongiorno a tutti voi. Quindi sì, più o meno siamo nei Pirenei, ecco, se vogliamo, parte spagnola, qui si parte, qualcuno è anche già partito adesso col bus, col pullman, insomma sono partiti, non so dove siano andati, comunque è appena terminata la Pasqua e la stagione sciistica. Bene, no, ringrazio chi mi sta mandando dei messaggi, ma sono abbastanza distante dallo smartphone. Facciamo la rassegna stampa con i giornali che ho trovato qui alla reception. Abbiamo la Vanguardia, così a confermare che siamo comunque in territorio spagnolo, siamo in Catalogna, quindi al confine della Francia. Noi siamo arrivati da Perpignano, salendo da Perpignano verso i Pirenei, siamo poi approdati finalmente in Spagna, anche se devo dire la Spagna si è fatta molto attendere, perché eravamo praticamente in salita, appunto nel nulla. Detto sinceramente, questi cartelli che indicavano delle località a noi non proprio note, anche perché la Seu d'Urgell è una località molto indicata una volta che sei in Spagna, ecco. Nella parte francese praticamente indicano altre località a noi decisamente non così note, ecco. Lo rimarranno ora adesso perché chiaramente ci siamo appena passati, ma non le conoscevamo prima. Bene, io ringrazio tutti quelli che si stanno connettendo, però ci vorrebbe la lente di ingrandimento per leggere quello che appare appunto sullo schermo del mio smartphone. Tra l'altro notavo che si tende a scrivere sempre più in piccolo, quindi le applicazioni cambiano, sono belline, si presentano molto bene, lasciano molto spazio appunto all'immagine, però rimpiccioliscono i caratteri. Poi con l'avanzare dell'età diminuisce la vista, cioè praticamente non vediamo più niente. Ecco, questo è il periodico, altro quotidiano abbiamo trovato qui. L'unica cosa interessante che stiamo anche whatsappando è praticamente una serie di balletti che terrà Joaquín Cortés a maggio, e poi altre cose, devo dire, non le abbiamo al momento ancora trovate qui appunto nella rassegna stampa odierna. I giornali immagino che anche qui in Spagna siano tornati oggi in edicola dopo la pausa di ieri. La cosa molto interessante è che noi siamo vedete, in uno chalet di montagna aperto tutto l'anno. Questo chalet è della famiglia Tapiz, se posso chiamarla così, perché è un cognome evidentemente spagnolo, Tapies comunque. C'è anche proprio il ristorante che proveremo domani sera, stiamo aspettando il ristorante gastronomico che riapre, chiuso molto probabilmente il giorno di Pasqua, come riposo settimanale il lunedì e il martedì. E quindi domani sera molto probabilmente proveremo la cena, mentre questa sera proveremo evidentemente il ristorante Grill, quello che è aperto pranzo e cena tutta la settimana. Buona Pasqua, mi dicono. Ma tu ci stai guardando, hai visto che siamo in Spagna, hai visto, ho messo la localizzazione e quindi molto probabilmente dovrebbe essere evidenziato che trovo appunto in Spagna, qualcuno magari spagnolo rimane in patria pur guardando Periscope, ecco, quindi va bene. Dalla Spagna a Malaga, ecco qua, possiamo fare cambio, tu vieni qui alla Seu d'Urgell, un relais chateau, noi anche se magari una capanna a Malaga ci possiamo, come dire, accontentare. E bene,
Ecco, sta ridendo, si ride anche, vediamo se qualcuno mi sta facendo uno scherzo, intanto dicono che sono chissà dove, poi magari il mio vicino di casa, e intanto qui è tutto regolare nel Relais Château primordiale. Tra l'altro, guardando le previsioni del tempo, perché io poi come deformazione professionale leggo i giornali, quindi qualsiasi lingua, guardo chiaramente le figure, anch'io come molti di voi, e notavo che oggi c'è sole, cioè c'è il sole, una bellissima giornata di sole, solamente qui. Ecco, a Barcellona praticamente il cielo è coperto, ecco, non dico che sta piovendo, ma quasi, quindi noi molto probabilmente abbiamo portato bene, ma siamo qui, ecco, mi dispiace per quelli appunto in quel di Barcellona, e siamo qui appunto, come dice la Relais Château, tra l'altro noi abbiamo qui tutto sto ben di Dio, perché siamo comunque nell'albergo della famiglia che per anni è stata al vertice della presidenza della Relais Château, quindi niente un po' di meno che la Relais Château, che è una compagnia con alberghi, ristoranti un po' in tutto il mondo di grandissimo livello, che se non lo sono lo diventano facendo parte di questa associazione, perché ne fanno parte appunto le strutture appunto migliori. Quindi ci sono anche quelli che facendone parte ne beneficiano, ad esempio noi abbiamo le Calandre, ad esempio in Italia, fa parte della Relais Château, immagino che ne abbiano beneficiato, perché poi c'è anche Useny-les-Bains, che sta praticamente di là dai Pirenei, nella zona di Lourdes, che è un posto bellissimo, che fa parte appunto, almeno faceva parte della Relais Château, immagino ne faccia ancora parte, quindi chiaramente se tu sei in una catena dove chiaramente ci sono strutture che sono praticamente dei luoghi anche termali, sono dei luoghi di grande fascino, è chiaro che ci guadagni. Ecco, quindi diciamo che siamo collegati? Siamo collegati anche in radio? Sì, da 3 minuti e mezzo, anche se io mi ero dimenticato appunto, anche perché trovandomi qui in Spagna e dopo questi giorni appunto di festa, che poi è stato praticamente, 2 giorni comunque, noi ci siamo salutati sabato alle 13, il giorno di Pasqua chiaramente abbiamo festeggiato con i nostri cari e poi siamo partiti alla volta di Tortona, abbiamo fatto questa tappa appunto all'andata, praticamente abbiamo pranzato, poi chiaramente c'era la sorpresa nell'uovo di Pasqua, questo è un classico, me lo diceva sempre mio padre, dice benissimo ti hanno fatto il regalo del compleanno, il regalo del compleanno consisteva nel andare nel giorno appunto del mio anniversario, il 12 agosto, praticamente a Rocca delle Caminate, dove c'è un'antenna che ogni tanto ha qualche problema. Più o meno anche come giorno di Pasqua è andata così, nel senso stavamo partendo alle 15:15 per essere poi comunque con la luce del giorno a Tortona, a vedere questo appunto albergo dove poi abbiamo passato la notte, siamo ripartiti alle 7 del mattino, poi appunto vi ricordo cosa è successo, che praticamente nella mattinata di Pasqua c'è stata un'interruzione radiofonica per quanto concerne l'FM, ma anche lo streaming, quindi non si sentiva la radio perché ci sono dei problemi tecnici legati ai collegamenti internet. Che ci volete fare? Proprio il giorno di Pasqua, quindi in prossimità del pranzo pasquale, è chiaro che i nostri tecnici, per quanto volonterosi fossero, qualche problema ce l'hanno avuto, ecco, a ripristinare il tutto. Diciamo che è ripartito quasi tutto, anche se io sono comunque dovuto andare nel momento in cui stavamo partendo, imboccando l'autostrada, in realtà ho dovuto fare questo giro di un'ora circa, andata e ritorno, appunto a Rocca delle Caminate, dove tra l'altro c'erano molte persone che camminavano sia in salita che in discesa, altrimenti che Rocca delle Caminate è, e quindi abbiamo ripristinato tutto, dovrebbe essere tutto ok, mi auguro, appunto in studio, io vedo che sono collegato, quindi è tutto regolare, quindi c'è collegamento, però tutto questo è capitato appunto a Pasqua, come sorpresa appunto di Pasqua, non ce lo potevamo aspettare, però meglio il giorno di Pasqua magari che il giorno dell'Angelo, perché ieri poi eravamo in viaggio nel sud della Francia, siamo addirittura approdati qui nei Pirenei, quindi un viaggio non so quanti 1000 chilometri, forse 1000, molto probabilmente da Tortona qui, sicuramente ieri con tappa a Aix-en-Provence, come dire, di strada ne abbiamo fatto parecchio, ecco. E quindi bene, sì, allora così per fare un po' un riassunto delle puntate precedenti, quindi noi praticamente non ci sentiamo da sabato all'ora di pranzo, oggi è martedì e diciamo sono quasi le 9, ecco, mancano pochi minuti, abbiamo riattaccato con un leggero
appunto ritardo perché stavo cercando anche la posizione giusta qui al Relais Château, il Castello della Ciutat si chiama, ecco, poi dobbiamo ancora capire esattamente dove ci troviamo, ma come dice la Relais Château, e se aspettate un attimo vado a prendere tutto il materiale. Ecco qua, abbiamo tutto il materiale in anteprima, non ce l'hanno in Italia, ad esempio al Castel di Strasburgo dove eravamo pochi giorni fa, la settimana fa. Questo è il volumone della Relais Château, qui li trovate, sono tutti i Relais Château del mondo, non riesco a capire come mai ce l'hanno qui alla Sera d'Urgell, forse perché il proprietario praticamente dell'albergo, famiglia del proprietario, Tapies, insomma, quello non so come si pronuncia, è stato presidente per parecchio tempo, quasi un presidente eterno della Relais Château. In questo momento naturalmente lavora ancora, immagino, nella compagnia, ma c'è un nuovo presidente che non è spagnolo in questo caso e che è Philippe Gombert, ecco, International President of Relais Château, e questo signore qua che hanno messo in vignetta. Quindi non c'è più il signore invece, che abbiamo anche un menù del ristorante gastronomico. Tapies, ecco qua, si chiama Tapies. Ecco qua, questo è il menù di questo ristorante che proveremo sicuramente domani. Ci stiamo organizzando, stiamo cercando di capire se questa può essere anche una posizione strategica per raggiungere un po' di ristoranti, perché qualche novità ce l'abbiamo questo è il volumetto, qui ci sono tutti i Relais Château della Spagna, ecco, quello italiano l'hanno fatto, non sappiamo se in Francia sono riusciti, perché in questo sono rimasti un po' indietro i francesi, ogni tanto capita anche loro, sembra che non siano ancora messi d'accordo bene per fare anche loro un volumetto nazionale, anche perché il Relais Château negli ultimi anni ha voluto un po' stravolgere tutto, creando un volume voluminoso, e forse lo volevano anche vendere, ma evidentemente il bello della guida del Relais Château che è gratis, da sempre hanno voluto evidentemente rivoluzionare, quindi sono un po' ritornati, non dico a quello che si faceva prima, ma quasi. Quindi abbiamo volumone con pagine che si occupano comunque delle varie attività in tutto il mondo, anche l'India per dire, e poi quello piccolino entro i confini del proprio paese. Ecco qua. Ecco, fra le novità, ad esempio in Catalogna, giusto per fare un esempio, abbiamo due attività, sono due ristoranti gastronomici, perché la Catalogna o la Spagna in generale è fatta un po' così, cioè gli associati al Relais Château possono essere dei ristoranti che stanno in dei posti sperduti. Ragioniamo proprio sul fatto che in Catalogna da sempre abbiamo avuto grandi ristoratori, grandi chef, Ferran Adrià, comunque i Roc, e stanno praticamente in dei luoghi distanti da Barcellona. Barcellona è un po' il posto dove tutti vogliono andare, anche i cuochi italiani in erba che cercano di trovare ispirazione, saltano magari grazie ai voli charter o ai voli Ryanair, ai voli low cost, saltano la Francia, come se la Francia non fosse degna di considerazione, arrivano appunto in Spagna, chiaramente a Barcellona, e poi vanno a vedere, ci è capitato anche col cuoco del Castel Strasburgo, vanno chiaramente a provare questi ristoranti 1, 2, 3 stelle che ci sono a Barcellona, perché ora Barcellona, città che era solamente con ristoranti con 1 stella e nulla con 2 o 3, in questo ultimo anno tra l'altro hanno addirittura ottenuto la 3ª stella Michelin al Lasarte, e chiaramente una serie anche di ristoranti 2 stelle che, va detto, sono ristoranti outlet di questi cuochi della Catalogna, che sono in questi posti sperduti, non sto scherzando. Voi arrivate in un ristorante gastronomico della Relais Château, Le Gourmand, praticamente sì, c'è il ristorante, non c'è il posto dove parcheggiare la macchina, ma arriva magari il marito di Carmen Ruscaleda che ti alza la saracinesca praticamente di una casa
che ha chiaramente un suo garage e ti fa accomodare la macchina, l'auto, insomma, appunto lì dentro. Quindi questo è sicuramente, immagino sia mantenuto il panorama di questi locali gastronomici che sono fuori da Barcellona, anche perché la cucina non dico che nasce lì, perché bisognerebbe andare a vedere se è nato prima l'uovo o la gallina, la vedo molto dura. Ecco, nella cucina gastronomica, questo servizio impeccabile, questa cura nel preparare appunto i piatti, bisognerebbe andare a vedere se nasce veramente nei grandi alberghi e nelle navi, oppure ristoranti che sono in prossimità di alberghi, anche se non necessariamente questi alberghi appunto non ci sono stelle Michelin. Ecco, questo lo dico perché mi è capitata una guida del 1933 della Michelin che sto studiando, perché sto lavorando ogni tanto anche al riordino praticamente di tutto quello che io ho recuperato in giro appunto anche per i vari rilasciatori del mondo. Sono guide particolari di annate particolari dove praticamente si può andare a vedere cosa succedeva nel 1933 a Parigi. Ecco, nel 1933 a Parigi c'era già il Le Doyen, era sulla carrée dei Champs-Élysées e aveva già 3 stelle appunto Michelin, ma questo ristorante non ha camere. Ecco, era in prossimità dei grandi alberghi e quindi nei grandi alberghi non c'erano le fatidiche 2 o 3 stelle, ma neanche ristoranti con 1 stella. I ristoranti si trovavano però, attenzione, in prossimità, ecco, di questi luoghi, quindi la grande cucina alla perfezione certe volte può essere anche fuori dagli alberghi, comunque hanno bisogno comunque degli alberghi, nasce negli alberghi perché un albergo chiaramente deve essere di buona categoria, quindi sì, riesce anche a trattenere i clienti con una cucina chiaramente particolare, ma poi chiaramente i ristoratori più attenti in prossimità di questi alberghi, invece di beccare solo quelli dell'Hotel de Crillon, magari beccano anche quelli del Meurice e di tanti altri alberghi famosi, il Plaza Athénée, non ci sono appunto, quindi dovrebbe essere un po' questo. Io sto studiando un po' sull'evoluzione, ma è un po' come è nato prima l'uovo o la gallina, una cosa del genere, nel senso che poi tutto in funzione di un cliente, non necessariamente ci devono essere le camere, anche se questo cliché, devo dire, è quello che resiste di più, in un certo senso, però se lo dovessimo andare veramente a vedere alle origini, ecco, qualche cosa potrebbe appunto non funzionare. Ecco, in realtà l'importante è che ci sia appunto clientela e magari questa clientela può anche voler uscire appunto dall'albergo e andare a provare qualche cos'altro, ecco, per quanto l'albergo poi sia di grande qualità. Bene, quindi stiamo studiando anche qui appunto in Spagna, fra la Spagna e appunto la Francia. È chiaro che se sei in Spagna parlano spagnolo, se dall'altra parte poco distante parlano appunto francese. Intanto qui abbiamo, a differenza di un altro Relais Château che è sempre qui da queste parti, in prossimità dei Pirenei, abbiamo anche una spa che ancora non abbiamo provato, quindi è una possibilità non da poco appunto per un albergo di montagna, scialè di montagna con vista sulla valle, perché quando sembra Seu d'Urgell è soprattutto qui sotto e noi lo stiamo vedendo molto bene grazie a questa giornata di sole in Catalogna che è un po' una nostra esclusiva. A Malaga come stiamo andando? Perché prima c'era l'ascoltatore di Malaga che in spagnolo ha visto evidentemente che sono in Spagna in diretta e ci sta appunto guardando, perché ho messo la localizzazione. È chiaro che poi Periscope, come un grande televisore con tutti i canali, chiaramente dà queste informazioni. Messico, anche dal Messico, quindi col fatto lei si ritenga libera, anche perché qui non è che scappiamo, ecco, quindi siamo qui, stiamo andando a benzina perché eravamo proprio in cima ai Pirenei, è terminato il metano, il rifornimento di metano l'avevamo fatto a Montpellier, perché fra Montpellier e Barcellona, oppure che so Toulouse, quindi Tolosa, praticamente non ci sono appunto rifornimenti. Quindi no, mi fa piacere che trovandomi in Spagna mi state guardando dai luoghi che parlano spagnolo, che non sono pochi, ecco, perché l'Italia in questo senso con l'italiano, è vero che ci sono italiani all over the world, però l'italiano si parla pochissimo, è una lingua
degli italiani, che poi dopo si venga in vacanza in Italia, questo non lo metto in dubbio, però voi pensate quanto è parlato lo spagnolo. Tanto qui loro hanno anche uno chef, se lo possiamo chiamare così, che si chiama Ferran Adrià, che si è legato molto alla compagnia più nota appunto in Spagna, che è l'NH, e che ha chiaramente alberghi un po' in tutto il mondo, anche a Londra, ma soprattutto dove si parla lingua spagnola, e c'è stato negli ultimi anni una grande evoluzione, tra l'altro, di questi cuochi di lingua spagnola in Sud America, proprio perché chiaramente Ferran Adrià, che è un po' il capo di tutti questi che vanno nella 50 Best, chiaramente tende a promozionare giustamente appunto il suo paese, la lingua appunto del suo paese, e quindi favorire questi posti che parlano appunto la stessa lingua. E sì, quindi bene. Ora, nuovi relais chateau che sono poi dei relais gourmand, quindi dei posti dove il cliente del relais chateau va appositamente e senza nulla togliere. Vi dicevo prima che la relais chateau, non dico che è uno specchietto per le allodole, assolutamente, anzi, in senso positivo, lo è sicuramente, nel senso che tu ti fidi di questa catena e sai che troverà degli standard, quindi tu puoi andare a finire nel posto più sperduto nel mondo e troverai un contesto, devo dire, delizioso, come questo, che non è però il castello di Strasburgo, è una stella Michelin, insomma, ecco, è una cosa, devo dire, più relais chateau di vecchio stampo, ecco, quindi si vede che qui siamo le origini del relais chateau, poi anche qui non sappiamo da quanti anni, o se proprio dal primo anno della nascita del relais chateau questo era già inserito, essendo diciamo in Spagna forse no, perché i relais chateau in realtà nascono da due compagnie, hanno unito tra l'altro i simboli che sono il giglio tipico anche di Firenze, di Florence, e il papillon, quindi hanno messo insieme queste due cose, queste due catene che già esistevano in Francia e poi si sono allargati un po' in tutto il mondo. La novità riguarda molto anche tutti i cuochi, sono tantissimi giovani, poi in modo particolare si recano in Spagna appunto a provare queste cucine di questi chef che possiamo localizzare a Girona, come un tempo a Cala Montioi, quindi dalle parti del Cap de Creus, che è questo Cap tanto caro a Salvatore Dalì, che sta fra la Spagna, quindi, fra Perpignano e praticamente Roses, ecco, quindi c'è questa parte bellissima sul mare, dove appunto c'era il ristorante di Ferran Adrià, adesso c'è una scuola di cucina che si chiama appunto El Bulli, quindi questo, ma anche ad esempio San Celoni, è una località dove stava Santi Santa Maria, che è un cuoco che purtroppo è deceduto e che quindi ha lasciato chiaramente il suo ristorante, penso non esista neanche più a San Celoni, ma sono rimasti questi con 2 stelle Michelin a Madrid, come forse anche a Barcellona, dovrei controllare, e quindi ecco, diciamo che i cuochi di Catalogna in realtà sono in questi posti piuttosto che nella città, anche perché la città non offre evidentemente la possibilità con i suoi ritmi di fare una cucina che ha bisogno invece di tranquillità, una cucina appunto molto meditata, una cucina appunto particolare che può nascere evidentemente fuori da Barcellona, e infatti abbiamo i 3 stelle Michelin quasi esclusivamente appunto in giro per la Catalogna, con comunque dei ristoranti in città a Barcellona rappresentati da questi chef. Fra le ultime novità, a parte la 3ª stella di Martín Berasategui, che è uno chef dei Paesi Baschi che ha da anni la sua rappresentanza con il Lasarte a Barcellona, che stanno ottenuto le 3 stelle, abbiamo ad esempio Carmen Ruscaleda, che è 3 stelle in questo posto che si chiama Saint Paul de Mar, dove siamo andati molti anni fa, e potremo anche appunto tornare sempre questo posto che vi dicevo, dove voi arrivate in auto e c'è il marito della cuoca che vi alza la saracinesca e voi mettete l'auto lì durante il pranzo o appunto la cena, ma anche a San Celone e Santi Santa Maria più o meno la stessa cosa, e quindi ecco, questo ristorante che ha 3 stelle da vecchissima data, fa parte tra l'altro della Relais Chateau, anche in questo caso da vecchissima data, come dire, c'è presso il Mandarin, l'hotel di Barcellona, c'è un cuoco che rappresenta appunto Carme Ruscaleda. Ecco, poi se andiamo a vedere ad esempio all'albergo Ars, c'è l'Ars Hotel molto bello
appunto di Barcellona. Qui abbiamo addirittura due ristoranti, uno di un cuoco di Madrid, praticamente noto a Madrid, comunque noto in Spagna, si chiama Sergi Arola, che ha un suo ristorante però senza stelle. Lui detiene 2 stelle Michelin a Madrid, ma il suo ristorante non ha stelle a Barcellona, però è firmato da lui. Evidentemente c'è questa cucina che non è stata come dire, decretata con le stelle Michelin, perché poi all'interno dell'albergo c'è un altro ristorante che si chiama Enoteca, che invece è affidato a questo signore che si chiama Paco Pérez. Io sinceramente non lo conoscevo, lo conosco solo per il fatto che è uno degli stellati e normalmente io vado a trovare appunto questi, ecco, quindi lo faccio in Italia, lo posso fare tranquillamente anche in Spagna come in Francia, quindi vado a cercare chi effettivamente ha questo riconoscimento piuttosto che inseguire solamente quelli che magari, che so, vengono a un congresso di cucina a Milano, no? Ecco. Scusate, devo dare un'occhiata, vediamo se siamo collegati, siamo ancora collegati, perché evidentemente stavo caricando un video e è saltato il collegamento radiofonico, vediamo di riprenderlo immediatamente. Ecco, piccola pausa, abbiamo 7 secondi, siamo collegati ancora in radio, quindi devo salutare gli amici appunto che si sono scollegati. 909, Harry, buongiorno agli amici della radio che avevamo perso mentre io stavo parlando, stavo guardando lo specchio su Periscope, ma vedo che c'è un grande movimento, quindi anch'io in lingua spagnola, da una posizione spagnola, sono molto seguito in giro per il mondo, quindi vedete che poi con gli smartphone settati nel modo giusto poi ti sposti e avviene quel meccanismo importante della nostra trasmissione itinerante nell'ambito ad esempio di questi relais chateau con novità. Guarda qua, ecco qua, hashtag, questa è la relais chateau nuovissima, in Italia eravamo al Castello di Fresburg, non ce l'avevano, hanno la vecchia, quindi la vecchia non è aggiornata con i nuovi relais chateau italiani che sono 2, Castello di Guarene e la Sommità, sono nostre vecchie conoscenze, ci fa piacere che siano entrati appunto nel relais chateau, è una sorta appunto di promozione, grazie al fatto che alcuni sono usciti, non sono pochi, penso addirittura 4, 2 in Puglia, dello stesso proprietario Guerra, poi sicuramente il Sorriso Soriso e poi, forse questo non l'avevamo detto, a Villa del Quar l'Arcade, che è poi il ristorante che seguiva Barbieri ai tempi delle 2 stelle Michelin, ma già da parecchi anni, praticamente declassato a 0, anche se chiaramente sono passati bravi cuochi di talento, ma evidentemente insomma la gestione del signor Montresor con la moglie, come dire, lascia un po' a desiderare. Non dico che è il peggiore relais chateau del mondo, perché qualcuno l'ha scritto, non lo dico, però l'hanno scritto e quindi forse è anche un po' quello, insomma, ecco, quindi. Va bene, l'altra nuova entrata che vi posso sicuramente segnalare qui in Catalogna, che poi è una sorta di paese, vorrebbe essere indipendente dalla Catalogna, come del resto anche Andorra. C'è chi dice no, c'è chi dice sì, comunque io vi sto parlando della Catalogna, anche perché abbiamo 2 regioni in Spagna importanti che sono al confine con la Francia, quindi risentono chiaramente l'influenza francese, la grande cucina francese, che chiaramente loro hanno rivisitato a loro modo, sono i Paesi Baschi e appunto la Catalogna, quindi sono sicuramente qui a vedere, a controllare. Quello che mi fa piacere è che l'altro ristorante, che tra l'altro ha 2 stelle Michelin, come quello di Paco Pérez praticamente al confine con la Francia, quindi dalle parti dove c'era El Bulli, in spiaggia, direttamente in spiaggia, col suo Miramar, ha 2 stelle Michelin nel ristorante autentico con bella vista mare. Qui abbiamo la vista sulla valle, là c'hanno il vista mare. Ma poi contemporaneamente all'Ars Hotel di Barcellona ha 2 stelle nel ristorante che si chiama Enoteca. Poi fra questi locali che a Barcellona hanno le 2 stelle o le 3, come appunto quello di Martín Berasategui con il nostro cuoco italiano, che tra l'altro sta tornando adesso ai fornelli della Sarte, perché sia il 3 stelle di Girona dei Rocca, il Selle de Can Roca, che il Lasarte a Barcellona hanno chiuso in quest'ultima settimana, cioè hanno chiuso tutta la settimana compresa Pasqua.
quindi venerdì santo, eccetera, eccetera, hanno quindi chiuso e ripartono con le prenotazioni appunto oggi. Tra l'altro Paolo Casagrande, se non ricordo male, giovedì dovrebbe essere in Italia e io invece sono qua in Spagna in attesa appunto che lui ritorni e incontrarlo venerdì mattina. Dovrebbe essere questo il programma, poi più tardi lo chiamiamo, perché poi in Catalogna diciamo che abbiamo 2 ore di differenza, cioè invece di andare al ristorante alle 7:30 ci vai alle 9:30. Non è proprio il caso della sera d'Urgell, che in realtà ha un orario molto simile a quello francese, quindi diciamo siamo sì al confine, ma non c'è questo passaggio appunto di 2 ore dalla Francia alla parte ovest alla parte orientale appunto della Spagna. Non c'è questo, ma molte volte capita veramente che a distanza di pochi chilometri ci siano queste 2 ore di differenza. Quindi Paco Perez è sicuramente uno chef che i giovani stanno seguendo, un po' per la comodità appunto del ristorante a Barcellona, che ha 2 stelle appunto lì, come le ha del resto appunto nel ristorante appena entrato nella Relais Château. Tra l'altro è entrato come ristorante nonostante ci siano alcune camere, ecco. Quindi entrano chiaramente pagando poco questi ristoranti, ma in mezzo appunto a tutti questi alberghi di buona quotazione. Sono anche alberghi che non hanno come dire, un ristorante gastronomico stellato, hanno un buon ristorante e quindi poi poter segnalare alberghi e appunto ristoranti però a 2 o 3 stelle è chiaramente una buona offerta da parte di Relais Château. Quindi abbiamo un uomo che è Paco Perez, che poi ha un terzo ristorante con la stella Michelin a Berlino, quindi aperto anche in Germania, mentre l'altro in Catalogna, che ho scoperto guardando questa guida, è Les Cols. Ecco, è un posto che tra l'altro sta fra qui e Girona-Barcellona, diciamo, sta al centro di questo triangolo formato dalla Sea d'Urgell, Girona e Barcellona. Penso di non dire niente di male, quindi sta lì nel mezzo. Quindi vedremo se andarli a trovare. È un ristorante design. Dovrebbero esserci anche delle camere poco distante, non sappiamo se la proprietà è la stessa, però sembra che ci sia una affinità, se poi sarà elettiva o meno lo staremo un po' a vedere. Ecco, questa è un po' la guida della Relais Château. Ecco, siamo qui a occuparci di giornali, tutto quello che è stampato, quello che è appunto cartaceo e quindi fra le varie mappe ho trovato molto interessante qui alla Seu d'Urgell questa diciamo stagione invernale che si è appena conclusa ieri. Noi siamo arrivati ieri notte, ecco qua, potevamo anche cenare tranquillamente, siamo arrivati prima delle 22, il ristorante chiude alle 22:30, come buona regola appunto in Spagna, le 2 ore appunto di differenza. In realtà abbiamo pranzato molto bene, quindi vorrei parlare un po' di questo viaggio che è partito un po' così, ecco, devo dire con la sorpresa di Pasqua, piacevolissima la colomba che abbiamo molto apprezzato di questo cuoco appena arrivato sul lago di Garda alla Casa degli Spiriti, che ci ha fatto questo omaggio la settimana prima di Pasqua, mentre eravamo di passaggio appunto lunedì scorso praticamente, 8 giorni fa. 8 giorni fa questa colomba, devo dire, è andata, molto bene il giorno di Pasqua, è piaciuto molto a mia suocera che è una bravissima cuoca, ma poi è solita andare a fare colazione in pasticcerie dove fa il rifornimento per tutta la settimana e soprattutto Natale e Pasqua praticamente panettone e colomba artigianale. Ne vengono ordinate alcune sia di colombe che di panettoni e molto probabilmente poi questi vengono consumati a colazione. Sembra, ma c'è molto mistero, nel senso che, devo dire, sappiamo di questi acquisti di mia suocera, ma poi quando la andiamo a trovare, come dire, se non lo chiedi, non sei informato, chiaramente non ti viene servito nulla. E noi l'abbiamo scoperto a Natale scorso, che invece è possibile anche assaggiare una fetta di questo buon panettone artigianale. E a Pasqua avevamo sia queste colombe della vecchia pasticceria, dell'antica pasticceria di Forlì, dove la
la famiglia di mia moglie si rifornisce, ecco, quindi arrivano, non dico in gruppo, però arrivano in orari differenti, magari la domenica mattina, e devono assolutamente partecipare a questo rito della colazione all'antica pasticceria, che io ancora non ho capito, perché io ho i miei luoghi, quindi e non vengo trascinato dopo la messa appunto delle 9 di domenica scorsa di Pasqua, a cui chiaramente ho partecipato. E quindi sì, ecco, devo dire che questa colomba è stato un momento molto bello. No, ve lo dico perché ieri noi ci siamo fermati a Aix-en-Provence. Poco prima di Aix-en-Provence c'è un posto molto interessante, ha 4 anni di vita, è un albergo attualmente 4 stelle della Chateau Hotel, che naturalmente passerà alla Real Chateau, che ha un ristorante gastronomico che l'anno scorso ha ottenuto la stella. Qui c'è uno dei miei chef, uno di quei cuochi io conosco da vecchia data, anche perché un po' di anni fa, devo dire una decina di anni fa, io devo dire, mandavo email, le email arrivavano, ti rispondevano prontamente, e tu partivi per questi viaggi e organizzavi tutto via email, e quindi non c'erano email che non arrivavano, che andavano nel cestino oppure nello spam, dovevi chiamare, no. Una volta, devo dire, era molto più facile lavorare, perché tanto le email arrivavano e non si perdevano, e poi ti confermavano anche la possibilità di organizzare. Cosa è successo? Che ultimamente si è un po' inflazionato tutto, non dico colpa dei bloggers, è giusto che ci siano i blogger, ci sia più informazione, per l'amor di Dio, io cerco di adattarmi, anche perché bene o male, per fortuna ho conosciuto i migliori ristoranti, i migliori chef del mondo, e quindi questi ancora si ricordano e continuano a invitarmi. Una cosa che può essere cambiata rispetto a un po' di tempo fa è che in questi alberghi, avendo appunto ormai delle amicizie che durano tantissimo tempo, mi invitano per una settimana. Ecco, per qui addirittura ci dovremmo in teoria fermare 4 giorni, non so se ce la faremo, detto sinceramente, anche perché io ho una regola, non è che me la sono imposta, alla fine funziona. Una notte è poca, 2 sono troppe. Quindi al momento stiamo ancora tenendo abbastanza botta, ma qui dovremo fermarci abbastanza, anche perché effettivamente è un posto che ha bisogno, come dire, un po' di essere colto, quindi bisogna entrare in una certa tranquillità. Immaginate uno che è partito ieri mattina, ha fatto 1000 chilometri, è arrivato qua, arrivi un po' scombussolato, ci dobbiamo un po' riprendere, forse la SPA sarà di aiuto, vedremo un po' di orientarci, perché poi sembra che si possa fare benzina a €1 ad Andorra, ma già in Spagna siamo a €1,2. Anzi, non so se qui abbiamo delle informazioni a proposito, possiamo chiedere alla reception, perché adesso non è una grande differenza, però insomma riuscire a fare come dire, rifornimento a €1 al litro non è male, visto che attualmente mi sembra che in Italia siamo a €1,50, quindi fare una bella un selfie appunto dove mentre stai facendo appunto rifornimento, un po' come in quel posto che sta in Svizzera, Samnaun, dove appunto più o meno si paga questa cifra, che io penso sia il minimo, a parte che in Russia puoi farlo anche con €0,5, ecco, il rifornimento appunto di benzina, guardavamo appunto i dati dei prezzi benzina in Europa, o comunque Europa anche appunto dell'est. Quindi ecco, ci stiamo un po' orientando, però tornando alla partenza di domenica abbiamo avuto una bellissima sorpresa. Una volta che siamo riusciti a partire, abbiamo ripristinato tutti i collegamenti in modo che io sì, vado in onda, ma non è che parlo praticamente da solo, ecco, quindi parlo agli amici di Periscope che si stanno collegando, soprattutto nei posti dove si parla spagnolo nel mondo. Sicuramente abbiamo detto Malaga qui in Spagna, ma anche Messico, non so se è da Città del Messico, non so se è da Cancun, ecco, non me l'hanno detto, però la cosa fa molto piacere. Fa anche piacere il fatto che in realtà se parli in italiano gli spagnoli riescono a capirti, anche se è difficilissimo parlare spagnolo. Io sono portato a parlare appunto in francese piuttosto che in inglese, con lo spagnolo che andrebbe parlato bene, perché certe volte rischi di dire una cosa in maniera affermativa, invece è il contrario, perché magari hai fatto il patac, detto sinceramente, no? Aggiungendo una S alla fine, come si fa appunto di solito. Comunque partiti, siamo arrivati praticamente abbastanza in tempo, all'ora giusta, diciamo, in quelle di Tortona,
e devo dire insomma che abbiamo avuto la piacevole sorpresa di questo albergo che si chiama Casa Cugnolo. Cugnolo è un signore che ha dipinto la sua carriera, sicuramente ha venduto dei quadri, quindi gli è stata dedicata una mostra lì appunto a Tortona, dalla famiglia appunto Cugnolo, la figlia che tra l'altro gestisce questo, sì, è un albergo, è nella guida Michelin, con il grassetto rosso, altrimenti noi non l'avremmo appunto selezionato, perché c'è tutta una lista regione per regione degli alberghi ameni, sono alberghi più o meno grandi, e li andiamo a visitare. Ecco, ne abbiamo visitato uno anche a Badalucco l'anno scorso, quest'anno è toccato a Tortona, ed è praticamente una casa con 4 stanze. Sono praticamente delle stanze dove appunto questa donna, questa signora che ci ha accolto, praticamente è nata, e lì chiaramente ha vissuto insieme anche i suoi genitori, quindi c'è ancora la camera dei genitori, ci ha mostrato un po' tutto, ed è una casa praticamente design, nel senso che la casa è nata negli anni 30, quindi in periodo razionalista, quindi è una bella casetta appunto con queste 4 stanze, immersa nel verde. Siamo nelle colline tortonesi. Io tra l'altro, mentre ero sull'autostrada e raggiungevo Tortona, pensavo che avevo intanto pranzato e quindi ero abbastanza pieno, ho detto sinceramente, però quando arriviamo, se riuscissimo a bere un bicchiere di vino bianco delle colline tortonesi, che poi è questo vino bianco, come si chiama? Vabbè, adesso non viene, vabbè, è una sorta di Gavi che però si fa a Gavi, chiaramente a Gavi, e a Tortona c'è invece questo bianco Timorasso. Ecco, il Timorasso, ecco, questo che ho avuto modo di assaggiare nel ristorante di questo albergo. Se voi andate nella Villa Michelin troverete a Tortona, troverete un albergo con queste 4 camere, poi andando a vedere, un albergo con il grassetto rosso, e poi viene segnalato anche il suo ristorante. In realtà il ristorante non sta in questa casa che è in collina, che è veramente una casa con 4 camere, ma sta praticamente nel centro, quindi ai piedi di questa collinetta, che si chiama San Giacomo. Ecco, il ristorante San Giacomo ha tra l'altro questo giardino d'inverno, questa veranda, devo dire molto bella, una vista devo dire molto piacevole, perché sei praticamente in un giardino provenzale, arredato in maniera provenzale, decorato molto bene, e praticamente un'intera vetrata che fa da soffitto e fa anche da parete, finestre, quindi un vero e proprio giardino d'inverno. Purtroppo domenica sera il ristorante era chiuso, noi siamo entrati per vedere appunto il locale, ma avevano appena finito il pranzo appunto pasquale, lì che abbiamo degustato vari vini locali, sia rossi che bianchi, giusto per visitare questo posto che si chiama San Giacomo. Una cosa va detta, che la guida Michelin chiaramente fa un ottimo lavoro, e in realtà in questo caso hanno segnalato un albergo che intanto ha 4 camere, questo va detto, perché il posto è bellissimo, e soprattutto ci sono questi oggetti d'epoca di quel periodo, anche non so, poltrone di Gio Ponti. Il periodo è quello, un po' anche quello dell'Art Déco, quindi il periodo è quello, è una succursale, è un'altra esposizione appunto dell'Art Déco in quel di Tortona, per via di questo appunto Cugnolo. Sono quadri che sono appesi ai muri con una luce che li illumina un po' sullo stile della Colombe d'Or a Saint-Paul-de-Vence, e quindi c'è questo contesto, e nella guida praticamente questo posto viene segnalato con un ristorante. Il ristorante è a parte. Tra l'altro questo ristorante fa parte di un complesso che si chiama San Giacomo. Qui siamo veramente in centro a Tortona, luogo appartato, una via abbastanza appartata, ma comunque in centro, e quindi ci sono degli appartamenti. Quindi la signora Cugnolo, io la chiamo signora Cugnolo, in realtà è il nome da signorina, cioè il nome della famiglia da cui viene. È chiaro che lei ora ha un altro cognome, immagino preso appunto dal marito,
E quindi ecco, questa signora, che è una signora chiaramente benestante, che ha la casa a Courmayeur come ce l'ha appunto a Venezia, cosa ha fatto? Ha allestito quello che poi molto probabilmente dovrò fare io, sto già facendo, forse abbiamo già iniziato, ma proseguiremo sicuramente, e occuparsi appunto di queste case che si ereditano, che devono essere messe a disposizione di qualcuno, quindi devono essere decorate molto bene e quindi le fai conoscere anche i giornalisti come me, quindi ecco, ho notato questa cosa che è molto relesciatò, nel senso che immagino al mondo ci siano tantissime persone che amano l'arte, hanno guadagnato con l'arte, con l'arredo, eccetera, eccetera, che quindi comprano, non sanno più dove mettere queste cose e creano degli alberghi e sono ben felici di presentarle ai giornalisti che le presentano in radio, in televisione, ma anche nelle riviste appunto patinate, e soprattutto sono ben felici che ci vada a dormire qualcuno, ecco, che paga chiaramente una cifra onesta, perché stiamo parlando in centro a Tortona di un appartamento dove c'è anche la zona cottura a 80 euro per 2-3 persone, un assoluto affare. Quindi poi il ristorante funge anche da sala di colazione, abbiamo questo giardino d'inverno, ed è una cosa molto interessante. Quello che non critico assolutamente la Michelin, però siamo andati a vedere appunto di cosa si trattava, quindi abbiamo sì un albergo che consiglia il ristorante, un albergo di buonissima categoria, perché ottenere il grassetto rosso chiaramente è un buon traguardo, ma in realtà il ristorante non è raggiungibile a piedi, anche se ci diceva Bobby è praticamente un filippino. Lui viaggia da solo, di solito viaggiano in coppia, lui invece da solo, perché poi la signora è riuscita a radunare parecchi extracomunitari che lavorano molto bene, a cui lei dà del lei, e molto probabilmente la signora Cugnolo è una di quelle donne che molto probabilmente può scendere in piazza a Milano e manifestare contro quelli che vorrebbero mandare a casa appunto i rifugiati. Ecco, abbiamo dato questa notizia di VIP che praticamente manifestano proprio perché evidentemente sono praticamente affezionati a queste persone. Io devo dire che sul filippino, su Bobby, di cui ho il numero di cellulare diretto, devo dire ci ho fatto un pensierino, nel senso che effettivamente sono persone reperibili 24 ore, cioè una sorta di butler che ti segue da qualsiasi parte e ti porta le valigie, insomma ti fa qualsiasi cosa, e devo dire che normalmente con persone che arrivano dall'est, ma anche persone appunto italiane, è difficile ecco fargli fare qualche cosa, che noi abbiamo la donna delle pulizie il venerdì che ci viene a trovare la signora Pia, ma come dire devi sempre raggiungere un accordo, non è che se te gli dici di fare una cosa la fanno, ecco, quindi hanno una loro dignità e magari ce l'hanno anche questi filippini. Bobby mi diceva in modo particolare, diceva, ma qui adesso fra un po' arriveranno questi clienti, perché essendo il ristorante chiuso ieri lunedì mattina, praticamente chi dormiva appunto negli appartamenti del San Giacomo è dovuto salire praticamente in collina per fare colazione, perché evidentemente il ristorante lo stavano riordinando e quindi i clienti evidentemente hanno voglia di camminare. Infatti Bobby ci diceva loro piace camminare, loro piace camminare, nel senso che lui molto probabilmente non è che gli piace più di tanto, però poi ha sottolineato, ha detto per lavoro non cammino, perché poi Bobby è stato molto carino, ci ha portato in auto, noi siamo scesi appunto dalla casa Cugnolo con queste 4 stanze, siamo scesi al ristorante, ci ha portato lui in auto, poi ci ha lasciato lì e poi ci è venuto appunto a riprendere, devo dire con una perfezione altro che svizzera, filippina, ecco, questo senza ombra di dubbio, e quindi devo dire, ecco sì, l'esperienza è stata piacevole. Quello che io vi posso dire è che il ristorante San Giacomo, un ristorante comunque segnalato a Tortona, ce n'è un altro che sembra abbia 80 centesimi sulla guida del Gambero Rosso, che fa parte di un albergo che però come albergo non viene segnalato solamente il ristorante, perché ora la Michelin segnala prima i ristoranti e poi gli alberghi. Se un ristorante ha delle camere o ha un albergo vengono segnalate le camere, non so, questo ristorante con gli 80 centesimi segnalato come il San Giacomo appunto della famiglia Cugnolo, come dire, risulta avere delle camere, mentre invece il San Giacomo risulta essere il ristorante di un albergo che ha 4 camere, per dire, ecco, uno si fida della Michelin, arriva
a Tortona, dice no, questo è l'albergo migliore perché è segnalato come albergo, vado in questo posto che in realtà ha 4 camere, non è proprio un albergo, non c'è la reception, è un posto bellissimo dove tra l'altro Raspelli va spesso e tra l'altro scrive, quindi abbiamo trovato del materiale, effettivamente è un posto unico che lo paragono all'hotel ad Alassio di Ricci, di Striscia la Notizia, come a Villa Feltrinelli, dove dentro ci sono questi oggetti da collezione che poi per loro magari non sono una collezione, sono semplicemente delle cose che avevano in casa negli anni 30 perché hanno vissuto quel periodo. Qui chiaramente bisognerebbe fare anche un'indagine. Quindi devo dire che questa è stata un'esperienza bellissima che tra l'altro è durata qualche ora, nel senso che siamo arrivati praticamente all'ora di cena, anche se a Tortona era tutto chiuso, questi ristoranti segnalati che hanno i buoni punteggi in realtà hanno preferito a Pasqua, soprattutto la domenica sera di Pasqua, chiudere perché chiaramente anche i clienti stessi avevano già mangiato. Anch'io ero decisamente fra questi, mi sarebbe piaciuto andare a vedere un ristorante magari con dei clienti che mangiavano, giusto per dire l'ho visto. Ecco, in realtà non è stato possibile, che la domenica sera chiaramente di Pasqua effettivamente con tutto quello che si è lavorato a pranzo non ne vale la pena. Quindi comunque un'esperienza molto bella. Alla mattina con Bobby avevamo appuntamento alle 7, abbiamo fatto una colazione, e che colazione, sempre in questo albergo con 4 appunto camere, che è Casa Fugnolo, e quindi poi siamo partiti alla volta di Aix-en-Provence per poi arrivare qua. Quindi a Aix-en-Provence c'è stata una piccola pausa pranzo dal nostro caro Mathieu Dandin. Mathieu Dandin, vecchia nostra conoscenza alle Rock en Provence, quindi sul mare, e che ora da qualche anno appunto nell'entroterra è questo appunto nuovo albergo. Quindi è andato tutto abbastanza regolare. Abbiamo avuto un piccolo problema fra Nizza ed Antibes, perché evidentemente tutti quelli che abitano Nizza, è una grande città, grandissima città, dove evidentemente a Pasquetta si sono recati anche loro, come fanno i forlivesi o i ravennati, al mare, quindi magari non nel loro mare che hanno davanti appunto a Nizza, appunto una cappatina sull'autostrada che era completamente intasata, e noi ci trovavamo proprio a passare appunto da quelle parti. È stato quasi inutile uscire a Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet è la città tra l'altro non dico l'antagonista, anche perché antagonisti non erano, il Pellegrino Artusi è stato questo buon gustaio che ha scritto un libro ancora molto, molto venduto che riguarda delle ricette, mentre invece quel personaggio francese un po' come Artusi in realtà era un maître, cioè uno che lavorava in sala, cucinava in sala, preparava appunto in sala, ed è Auguste Escoffier. Ecco, la città di Auguste Escoffier è Villeneuve-Loubet. Io la conosco, ma devo dire non avevo capito che non puoi andare dall'entroterra di Villeneuve-Loubet verso Biot come Sofia, Antipolis e Mouzens, ecco, che sono collegati da questa via che passa appunto nelle colline parallela all'autostrada. Quindi se c'è l'autostrada intasata fra Nizza e Cannes per andare in quel del Cap d'Antibes, detto sinceramente, praticamente tu devi evitare, esci dall'autostrada. Io pensavo che uscendo a Villeneuve-Loubet, perché lì iniziava la coda, ho detto bene, usciamo subito e poi prendiamo questa parallela. In realtà è impossibile, c'è una strada che da Villeneuve-Loubet, una superstrada che ti porta a Grasse, che sta sopra Mouzens, quindi devi fare 20 km per andare a Grasse e poi rientrare i 20 km per ritrovarti appunto Mouzens. Noi in realtà a Sofia Antipolis dovevamo fare metà, ecco, detto sinceramente, saremmo dovuti uscire ugualmente, anche se siamo usciti poco prima in maniera obbligatoria. Quindi diciamo abbiamo tentato il tutto per tutto di passare oltre le montagne, non è stato possibile, abbiamo dovuto costeggiare appunto non proprio Antibes ma Villeneuve-Loubet. Villeneuve-Loubet passando in autostrada si riconosce perché sono questi condomini che sono denominati la Baia degli Angeli. Pensate che un mio carissimo amico che si chiama Danilo Vespignani fece che gli abbiamo mandato poi un WhatsApp, anzi non neanche un WhatsApp perché non aveva un numero di telefono, l'abbiamo mandato in Messenger,
quindi lui da ragazzo, aveva 17-18 anni, passò in moto in questo posto che si chiamava Baia degli Angeli e pensava che avesse a che fare con la Baia degli Angeli di Gabice. Ecco, quello è successo che adesso è diventato grandino, insomma, ecco, quindi ha capito che in realtà è un condominio molto bello, una serie appunto di appartamenti, un edificio, devo dire, non dico che potrebbe passare per un ecomostro, no, assolutamente, è molto bello, però ci sono degli ecomostri da qualche parte su quello stile, questo è molto bello, devo dire, si guarda, devo dire, molto bene, sono riusciti a fare un buon lavoro e quindi poi mandando la foto, perché eravamo imbottigliati, abbiamo scattato questa foto, il caro Danilo si è messo appunto a ridere dicendo che lui aveva immaginato un legame fra la Baia degli Angeli di Gabice, è una leggenda e appunto questo posto, lui chissà quante storie ha raccontato, forse parlava anche di una discoteca che si trovava lì che poteva essere gemellata con la Baia degli Angeli, in realtà si era inventato tutto, comunque ci aveva creduto solo lui, magari anche noi, che non lo so, la cosa ci era piaciuta e quindi ecco c'è stato questo imbottigliamento, siamo riusciti, abbiamo perso un'ora di tempo, abbiamo costeggiato il mare, praticamente cosa da non farsi chiaramente a Pasquetta, una bellissima giornata di sole come ieri e siamo riusciti a proseguire. Poi come al solito siamo arrivati anche in anticipo ad Aix-en-Provence, invece di uscire a Aix-en-Provence Est e quindi raggiungere il posto dove dovevamo andare, praticamente abbiamo preso la strada che prosegue a Aix-en-Provence ma che va verso Cassis e Aubagne e quindi praticamente siamo usciti dopo 11 km, chiaramente siamo dovuti tornare indietro, abbiamo perso un po' di tempo ma alla fine alle 13:15 eravamo in questo ristorante chiaramente già abbastanza completo che non è assolutamente affacciato sul mare perché siamo appunto nelle colline attorno a Aix-en-Provence e quindi eravamo immersi nel verde, si sentivano questi ranocchi che praticamente parlavano fra di loro, non so cosa stessero facendo, comunque c'era questo suono di rane. Ecco questa atmosfera, questa atmosfera assolutamente provenzale, perché Aix-en-Provence è chiaro che è nella vera Provenza, quando tu arrivi in autostrada e sei in Provence ti accorgi che è come essere in mezzo a un giardino, sei in autostrada, ecco quei cipressi tagliati bene, le piante tagliate bene come se fosse un giardino, in realtà sei in autostrada, è una cosa chiaramente unica, poi guardi in qua e in là, sembri di rivivere i quadri appunto degli impressionisti, quindi devo dire è stato molto, molto bella questa tappa appunto in questo ristorante che tra l'altro in occasione della Pasquetta era molto frequentato e con un servizio tra l'altro molto, molto attento, mi ricordava un po' quelle cose che vedevo una decina di anni fa con lo stesso chef a Le Ros, come se il tempo si fosse fermato, perché questo che era uno chef uscito dalle cucine di Ducasse con tante altre esperienze, addirittura ha avuto come cucinieri praticamente di cuochi che attualmente non so, hanno 2 stelle Michelin a Moussin, al Paloma, quindi ecco, è capitato veramente di tutto. Quindi Mathieu Dandin, che ci aveva particolarmente colpito, ricordo una decina di anni fa, questa cucina che era molto innovativa e che ora è ancora molto attuale senza andare a cercare chissà che cosa, quindi ecco rivivere i buoni asparagi, riesco a provare i buoni asparagi che sono tipici di questa stagione, ma anche le morille, ovvero le spugnole che chiaramente sono state servite a Madame che mi accompagnava, faceva la parte della vegetariana mentre invece io ho fatto solo la parte di quello che non mangia carne e quindi chiaramente mi hanno servito il rousset. Il rousset è praticamente la triglia, ma poi anche un altro pesce, è arrivato anche il carrello di formaggi e devo dire che qualcuno ancora lo propone anche se può sembrare abbastanza retro, poi una serie di dessert che ricordo con piacere anche alle Ross una decina di anni fa, che era un po' la particolarità di questo cuoco che se non avesse cambiato ristoranti così velocemente avrebbe sicuramente ottenuto 2 stelle Michelin, dicevo che i suoi allievi hanno ottenuto 2 stelle Michelin, non vedo perché non lui, ma sicuramente il fatto che lui
abbia cambiato parecchio passando dal suo ristorante alle Rosse, ritornando nel suo ristorante in questo posto appunto della Costa Azzurra provenzale, e quindi dovrebbe essere la volta buona, non dico per l'edizione 2018, forse la 2019 dovrebbe essere l'anno in cui, rimanendo chiaramente in questo posto di cui è socio il caro Mathieu Didier, con cui abbiamo fatto anche un'intervista che è già stata caricata su YouTube, quindi qualcuno magari riesce a vederla, anche perché è carico dallo smartphone, e quindi i video sono visibili a quelli che si sono iscritti al canale YouTube e quindi vengono avvertiti e vanno subito a vedere di cosa si tratta, ma in realtà non c'è ancora un titolo, quindi ascolti, vedi l'intervista, sai di cosa si tratta, ma in realtà non è evidenziato. Nessuno nel mondo può cercare l'intervista di Crociani con appunto Dandin, ecco, che non è Dandini della Cenerentola di Rossini, anche se la rima in un certo senso potrebbe esserci. Quindi è stata, devo dire, una bella esperienza appunto in questo albergo dove non ci siamo fermati, non abbiamo alloggiato, anche perché qui ci aspettano appunto ancora altre 3 notti dopo quella di ieri sera, se poi ne rimarranno solo 2, perché nel frattempo andremo proprio verso Barcellona, verso Girona. Tanto abbiamo una notte a Girona sicura che dobbiamo assolutamente fare, anche perché vogliamo andare a vedere questo nuovo ristorante di Rocca, che io ancora non ho visto perché sono ancora rimasto a una decina di anni fa, quando stavano nel ristorante Primordiale, avevano solamente 2 stelle Michelin. E quindi bene, poi siamo arrivati in qualche modo, quindi lungo l'autostrada. Va detto che oltre al rifornimento fatto al Bisola è stato il rifornimento quindi di Sofia Antipolis. Siamo riusciti a trovare, tra l'altro, per fortuna, insomma, mi sono saputo orientare perché siamo arrivati dall'altra parte, non dall'uscita dell'autostrada, siamo riusciti comunque a trovare ugualmente il rifornimento Sofia Antipolis. Poi poco distante dal ristorante, in prossimità di Aix-en-Provence, che sarebbe le logge di Sainte Vittoria, quindi le logge di Santa Vittoria, 2 chilometri più in là c'è appunto questa stazione di rifornimento di metano. Tra l'altro in questa zona della Francia ci sono dei luoghi dove in maniera automatica con la carta di credito tu fai rifornimento di metano, in teoria sarebbe 24 ore su 24 come a Sofia Antipolis. Questi sia di Montpellier che di Aix-en-Provence praticamente sono rinchiusi. Ecco, quindi sono automatici, ma vengono chiusi a una certa ora, poi si dimenticano di chiudere, chiaramente funzionano perché sono fondamentalmente automatici 24 ore su 24, ma evidentemente di notte preferiscono appunto chiudere. C'è qualcuno che va a chiudere, evidentemente, noi non abbiamo avuto modo di verificare, ma dovrebbe essere così. Quindi abbiamo avuto modo di provare questi 2 rifornimenti e basta uscire dall'autostrada, c'è l'uscita indicata, si segue quella e di lì a poco chiaramente li trovi. Ecco, sono sempre abbastanza nascosti comunque, detto sinceramente, anche se devo dire non vai a finire in quei posti come vediamo in Italia, che hanno veramente da stazione di servizio del metano, perché il metano evidentemente non inquina e cerca anche luoghi appunto immersi nella natura senza ombra di dubbio. E quindi dopo Montpellier poi noi siamo arrivati qua e stiamo circolando appunto a benzina, e partendo di qui andando verso Barcellona, nella zona dell'Hospitalet, dovremo trovare appunto qualche cosa. Bene, ciao da parte purtroppo non riesco a leggere e salutarvi come si deve, però vedo che siete tantissimi. Molto probabilmente sabato mattina avevamo fatto un notevole picco, perché poi abbiamo un po' rinnovato tutto, abbiamo aggiornato un po' tutto nell'applicazione, evidentemente dovrebbero essere di buoni risultati. Sara o sarà? Vedo un sarà, però non c'è il punto interrogativo, è tutto in piccolissimo. Ecco, mi farò dare una lente di ingrandimento. Ciao Sara, buongiorno, buona settimana. Dai che poi abbiamo il ponte. Da dove sto facendo la live? Allora, in questo momento sono in un posto che si chiama La Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell è poco distante da Andorra. Qui c'è, penso, il Principato di Andorra, è uno dei paesi più piccoli appunto d'Europa, paradiso fiscale, ecco, detto sinceramente. Saviano
che ha tenuto delle conferenze e presentazioni appunto del suo libro, è passato anche da Forlì, quindi ho realizzato un video, quindi anch'io l'ho avuto modo di ascoltare. Parlava del fatto che ogni paese ha appunto il suo Liechtenstein, c'ha il suo Lussemburgo, c'ha la sua Andorra, c'ha San Marino, c'ha il Vaticano, cioè luoghi comunque che permettono a chi chiaramente può permettersi di pagare meno tasse. Ecco, detto sinceramente, effettivamente una volta arrivati da queste parti si vede che c'è un clima di questo genere, che noi salendo verso Andorra, non abbiamo trovato nessuno, sembrava di essere sulla strada che porta o comunque anche per chi viene dal Col de Tende, ecco, quindi questi posti dove appunto sì ci sono delle località, c'è anche evidentemente un sindaco, ma sono 4 case, detto sinceramente, quindi quasi tutto chiuso, un po' come quando si sale per andare a Cortina d'Ampezzo fuori stagione, praticamente l'insegna degli alberghi, più o meno la stessa cosa, però arrivati in cima, poi c'è questo altopiano, abbiamo notato che sono delle casette, sono dei resident, una cosa molto interessante, si vede che chiaramente c'è qualcuno che ha del denaro e che si trova molto bene lì, evidentemente perché immagino che Andorra offra delle possibilità in questo senso di cui ancora non posso parlarvi. Quindi la diretta è della Seu d'Urgell, siamo in Catalogna, quindi siamo al confine con la Francia, però in Catalogna, in questa area dove noi praticamente ci muoveremo in questi giorni. Gradisco tuo programma e ti gradisco, grazie. Io non riesco a leggere esattamente chi sei perché è scritto in bianco, è veramente molto difficile da vedere. Intanto stanno passando con tutti gli addobbi pasquali che sono qui terminati, quindi avevamo una mise en place molto pasquale, non so se buttano via tutto, magari recuperiamo qualcosa e lo teniamo per la nostra prossima Pasqua. E quindi bene, sì, siamo arrivati qua, stamattina abbiamo approfittato della colazione, abbiamo trovato degli ottimi formaggi, ieri sera al nostro arrivo abbiamo svuotato il frigo bar, mi sembra che l'abbiano saputo anche qui che insomma è meglio mettere un frigo bar con cose gratuite senza lista di extra, e quindi siamo fatti, io 2 swap, 4 bottigliette piccole di acqua minerale, perché chiaramente in viaggio avevamo parecchia sete, e dico, perché non ti sei fermato? Non sono fermato perché non ci sono tutti gli autogrill che ci sono in Italia, ecco, quando sei in Francia, come molto probabilmente forse anche in Spagna, adesso in Spagna devo dire abbiamo ancora circolato poco, comunque in Francia sicuramente non c'è tutta questa abbondanza, devo dire che un po' già lo sapevo, ma poi se sei con un italiano che magari non è mai venuto in Francia ci rimane, devo dire, molto male, quindi devi tenere stretto tutto, ecco, tutto, sia in entrata che in uscita, ecco, detto sinceramente, quindi siamo arrivati con una gran sete, ci siamo appunto caricati, abbiamo chiaramente passato una bella notte, perché alla fine, se vuoi, è un posto romantico, nel senso che tu stai con la tua compagna, la moglie, eccetera eccetera, qua in un posto spensierato dove in realtà non ci sono, come a Parigi ad esempio, usciti dall'hotel, ristoranti stellati, pluristellati in ogni dove. Ecco, qui il primo ristorante stellato sicuramente è a 150 km, no, ce n'è uno qua con una stella Michelin a 50, forse qui il Tapies era stellato in passato, perché va detto che io una decina di anni fa ero già in contatto con questo albergo, ero il presidente della Relais Chateau e gradii molto l'invito che lui mi fece, ma non sono mai venuto, in realtà mi sono solo vantato dell'invito e devo dire che me l'hanno riconfermato a distanza di tempo, e che invito, ecco, perché io tra l'altro avevo chiesto praticamente, non dico una notte, ma almeno 2, nel lasso di tempo che va da ieri al 21, che è venerdì mattina. Ecco, cosa hanno fatto? Mi hanno confermato praticamente tutte le notti, evidentemente, come dire, c'è bassa occupazione in questo periodo, magari di bassa stagione, perché qui l'albergo è aperto tutto l'anno. Ieri è terminata la stagione sciistica, da qui partono le navette per queste cime, che pure loro hanno, e si arriva addirittura a quasi 3.000 metri. Quindi abbiamo l'Ortel che è a 1940 metri, che è dove partono appunto queste funivie, fino ad arrivare a un'altezza di 2562 metri. Ma vedevo qualcosa
qua sicuramente verso i 3.000. E quindi a colazione sì, c'erano, devo dire, degli ottimi formaggi, sia morbidi che invecchiati, e poi ci faremo spiegare di cosa si tratta. Hanno praticamente la focaccia dolce, è una focaccia che è una focaccia in realtà, più o meno il sapore sarebbe quello di Recco, in realtà essendo in versione dolce, quindi mettono molto probabilmente dello zucchero, come dire, è una cosa un po' strana ma sicuramente piacevole, quindi i croissant chiaramente non sono del pasticcere, ma se lo saranno. Poi non vi dico ieri mattina la colazione che abbiamo fatto, no scusate se torno indietro, a Tortona, colazione devo dire da 1000 alla notte con i croissant che arrivavano dal ristorante, questo filippino era andato a prendere alle 5 del mattino, ecco, per poterci riservire alle ore 7, avevamo dei pezzi di uovo al cioccolato, sicuramente della Lindt con le nocciole all'interno, la sorpresa se c'era non lo so, però la sorpresa è sicuramente nella parte interna, appunto queste mandorle, scusate, e quindi piacevolissima. Poi cosa c'era? Le uova non le cucinano, ma vabbè non ce n'era bisogno, anche perché dovevamo pranzare, avevamo già tutto fissato, e quindi ottima colazione a casa Cugnolo. Ecco, quindi chi è alloggiato praticamente il lunedì mattina appunto negli appartamenti San Giacomo, col ristorante appunto San Giacomo a Tortona, essendo il ristorante chiuso, vanno a fare colazione a casa Cugnolo dove non ci saranno le uova, ma c'è diciamo una colazione di alto livello, perché va detto che gli appartamenti di San Giacomo costano 80 euro, ecco, a notte, ecco, per massimo 3 persone, quindi non so, una coppia più il figlio, ecco, si aggiunge un lettino e il gioco è fatto. E invece una camera ma arredata, devo dire, con queste cose che poi si sono viste recentemente al Salone del Mobile, perché hanno ritirato fuori diciamo questi mobili che devono sia essere un armadio ma devono essere anche letto matrimoniale. Noi abbiamo dormito in un letto matrimoniale che in realtà è un armadio a muro che non viene mai messo sollevato a modo di armadio, rimane così, però come dire è quando tu sei, cioè tu praticamente ti puoi adattare a tutte le situazioni, come si dice. Vabbè, adesso non viene in mente il termine, se ne è parlato nei giorni del Salone del Mobile. Ecco, quindi abbiamo ritrovato il Salone del Mobile praticamente nel posto autentico, è una cosa appunto pazzesca, tutto questo gioco delle colazioni, del ristorante, del sali-scendi, anche perché i clienti loro amano camminare, diceva appunto Bobby. Vedo che col fatto che io sono in Spagna qua si parla solo spagnolo, qui io chiamo qualcuno alla reception che così domani mattina facciamo la diretta dalla reception, quindi voi che adesso avete capito che sono in Spagna ancora per qualche giorno, ecco, come dire, poi mi tradurranno, insomma cercheremo poi molto probabilmente intervisteremo qualcuno, anche perché oggi delle 2 ragazze che parlano italiano non ce n'è una. Ecco, ieri sera ne abbiamo incontrato una, ma oggi è giorno di riposo. Maria, che è quella con cui io sono in contatto, è italiana, penso di Padova. Non te intendo, ma non hablo spagnolo, parlo italiano, dai. Ecco, poi italiano, parliamo più lentamente, vediamo se riusciamo a instaurare un rapporto prima di chiudere con chi ci sta guardando, anche perché devo finire la colazione. Italiano, eccolo qua, italiano, anche se i colori della camicia sono francesi. Ce l'ho anche versione italiana comunque, qualcuno di voi lo sa, anche perché poi mi hanno detto sì ma ti metti delle camicie, la camisa negra. Tonino Caratone so che è di queste parti, no, è dei Paesi Baschi comunque, non è lontano di qua. Va bene, grazie per i cuoricini, noi ci salutiamo qua, manca pochissimo alle ore 10, se ci sono domande, se ci sono delle question, io sono qua per voi e sarà un piacere esaudirle. Tutto a posto? Ci sentiamo mañana? Che poi devo capire cosa significa mañana, non vorrei che significasse una cosa, cioè per me mañana è domani.
però so che mañana è comunque un termine particolare che non è proprio domani, e comunque dà l'idea che questa cosa deve ancora venire. E quindi io con questo vi saluto, è stato un piacere e amici della radio ci sentiamo domani. No, oggi non sono previste altre dirette, ma se ci saranno entro le ore 13 io sono qui reperibile, ben volentieri. Amici su Periscope anche per voi, mañana.